Domenica 6 marzo 2022 allo Spazio delle Arti La Soffitta di Colonnata di Sesto Fiorentino è in corso l'inaugurazione della mostra, una mostra di acquerelli dell'artista fiorentino Luca Socci dal titolo Linfa. La presenta ai nostri telespettatori Francesco Mariani, referente artistico dello Spazio delle Arti La Soffitta e presidente del Circolo di Colonnata, che ha nella sua sede questo spazio espositivo storico non solo per Sesto Fiorentino ma per l'intera regione toscana. Buongiorno a tutti, stamattina inauguriamo una mostra importantissima sul nostro territorio dell'artista Luca Socci. Per la prima volta espone qui da noi. Non avrei mai pensato di inaugurare una mostra anche come il nostro comitato scientifico con quale rappresento, una mostra in un momento storico difficile quale stiamo attraversando, quindi un segnale di pace lo voglio mandare a tutti, perché questo periodo è un periodo difficile, però la cultura non si ferma. Stamattina appunto, inaugurando la mostra di Luca Socci, credo a tutti voi di dare un impulso ulteriore aprendo una nuova finestra. Lo apriamo sull'acquerello. Non è facile fare l'acquerello. Quando abbiamo iniziato questo progetto insieme a Luca qualche mese fa ci siamo chiesti anche come poteva essere possibile rimettere insieme tante opere come queste. Probabilmente abbiamo messo in crisi anche Luca da un punto di vista operativo, però con il passare dei mesi, devo dire, Luca ha risposto molto bene e abbiamo tantissime opere, quasi un centinaio di opere di piccolo formato che vanno a corredo di tutta la mostra. Io invito tutti voi e ringrazio tutti quelli stamani mattina che sono arrivati, sono tantissimi, a visitarla questa mostra, perché ci lascia veramente un segnale di pace in tutti noi. Voglio ringraziare anche il Comune di Sesto Fiorentino che stamattina con Jacopo Madauro, l'assessore alla cultura, era presente, e dirvi anche che la mostra la inauguriamo stamani mattina 6, gli orari sono la domenica dalle 10:30 alle 12 e dalle 16 alle 19. Gli altri giorni, tutti i giorni, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato dalle 16 alle ore 18. Vi aspetto numerosi e grazie. La mostra è stata inaugurata poco fa dall'assessore alla cultura del Comune di Sesto Fiorentino Jacopo Madau, che ha ricordato una triste coincidenza in tanti anni di storia della Soffitta. Questa è la prima inaugurazione che si svolge in tempo di guerra e non è ovviamente un record positivo. Sì, siamo nuovamente qui alla Soffitta e purtroppo il momento è triste. Nelle scorse settimane è scoppiata una guerra, speriamo tutti nei negoziati, però questo è un momento importante per Sesto Fiorentino perché è un momento di leggerezza, è un momento di riappropriazione dei valori della cultura dopo settimane in cui ci sono state affermazioni di dubbio gusto nel dibattito pubblico. La mostra è bellissima e la partecipazione è importante, questo conferma l'importanza della Soffitta come luogo della cultura di Sesto Fiorentino, e pure in questo momento di difficoltà sapremo goderci una mostra di estrema qualità. Luca Socci è il protagonista di questa mostra dal titolo Linfa, è la prima volta che lo abbiamo ospite nei nostri incontri con l'arte e quindi gli chiediamo scusa per essere arrivati in ritardo. Questa è una mostra bellissima, esclusivamente tecnica acquerello, e quindi la prima domanda che sorge spontanea dopo aver chiesto motivazione del titolo scelto è: perché questa fidelizzazione per l'acquerello? Lo ha spiegato poco fa al pubblico, ma vorrei che lo rifacesse in maniera sintetica a beneficio dei nostri telespettatori. Sì, perché l'acquerello è una tecnica molto difficile e allora è una sfida anche con se stessi. Poi è una tecnica morbida, è una tecnica trasparente, dà trasparenza, quindi è una tecnica quasi di sogno. Io sono un paesaggista, ma in realtà i miei quadri non sono delle copie perfette della realtà, sono interpretazioni, per cui credo che trasmettano qualcosa, che non sia soltanto una foto. Nella presentazione al pubblico poco fa ti sei commosso ricordando una persona alla quale devi molto, è scomparso un anno fa, è stato il tuo maestro.
che hai detto oggi sarebbe soddisfatto di me se avesse potuto intervenire a questo vernissage. Sì, questa mostra è dedicata a Roberto Magnolfi, che è stato il mio maestro, con cui poi sono diventato molto amico, con il quale abbiamo fatto delle uscite memorabili, pittoriche negli anni, e che è stato un riferimento per questa disciplina. Anche lui molto amante della natura, molto attento e molto preciso. Mi ha insegnato anche a cambiare tecnica, a apprezzare maggiormente quello che rappresenta l'acquerello, che è secondo me la massima espressione di un pittore, bistrattato in tempi antichi, ma molto più difficile delle altre tecniche.